L'allarme alla IMPA, storica fabbrica di lavorazioni plastiche in via Torre a Casale sul Sile, è scattato poco prima delle 10 del mattino in quello che doveva essere un normale sabato di manutenzione in azienda. Stava infatti pulendo un quadro elettrico l'artigiano 57enne, titolare di una ditta esterna, rimasto investito da una fiammata dopo l'esplosione parziale di parte del pannello di distribuzione, da cui si è sviluppato anche un principio di incendio. Attimi concitati con il collega che si trovava poco distante, che ha immediatamente allertato il 118. Medico e infermieri del SUEM, una volta sul posto, dopo aver stabilizzato le condizioni del ferito, ne hanno disposto il trasporto in elicottero al centro grandi ustionati di Padova. Serie le bruciature al volto e alle braccia. Allo stesso tempo in via Torre sono arrivati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area, i carabinieri e i tecnici dello Spisal per la verifica di procedure e singole responsabilità, trattandosi di lavori affidati a un terzo. L'artigiano 57enne pare stesse usando per operazioni di pulizia sul quadro elettrico un pennello, ma tutto va appurato. L'uomo, descritto come un tecnico di lunghissima esperienza, è della zona della vicina frazione di Lughignano. Da parte di tutta quanta la comunità di Casale sul Sile esprimiamo la nostra solidarietà a questa persona e a tutta la famiglia per quello che è accaduto e speriamo che non ci siano conseguenze gravi. Noi comunque siamo vicini e pronti a fare quanto ci compete per aiutarli. Dal sindacato si fa sentire la will per bocca del segretario Roberto Toigo, e questo in un Veneto che resta maglia nera. Solo nel 2025 sono stati 60.000 gli infortuni, 164 al giorno, 7 all'ora. Il nostro sistema produttivo ha qualcosa che non funziona, dice Toigo, che invoca proprio sul fronte della sicurezza un cambio di passo.